Eccoci! Continuano le nostre passeggiate, anche se faticose, sulle spiagge della Sicilia. Oggi ci troviamo in quel di Capaci e noi saremo capaci di portare in porto quest'altra puntata della nostra trasmissione teleradiofonica. Ci proviamo? A mare siamo, prima radio! Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. C'è una signora che ci guarda, sì. Sarà lei sua moglie? Sì, sì. Con quel costumino fucsia, No, ricamato a mano, no? nero. Ah, quella costume signora, nero. quella che a mano proprio. A mano, Che guardo che ci fa. Stiamo intervistando suo marito, di cosa si occupa nella vita lei? Mi occupavo, Di cosa si occupava nella vita? turismo. Turismo in che se faceva il turista? No, ora faccio turista. E prima invece mandava la gente a turistiare? Sì, sì. Ah, Gestivo un piccolo albergo familiare. familiare, cioè lei e la sua famiglia e poi non entrava più nessuno. E poi basta. Ah, io pure, c'ho una casa, già abito io. Dopo 53 anni ho deciso di fare io il turista. E vabbè, da dove viene lei? C'ha l'accento continentale, da dove viene? Continentale proprio no, da centro. Da centro. Centro Sicilia. Ah, ecco, da Enna. Caltanissetta? Enna. Vicino. Per l'ennesima volta. Abbiamo sbagliato. Provincia di Agrigento. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gru, in una casa fuori città, gente quella che lavorava là dove c'era, ma ora c'è una città. Quella casa. E quella casa in mezzo all'erba ormai, dove sarà? Questo ragazzo Ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me. Un giorno disse, vado in città, me lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vado finalmente a stare in città, là dove c'è le cose che non hai avuto qui. potrei lavarti. E la polacca io ti do, A volante. a volante. Wow, wow. Ciao Palermo! Oh, aspettatemi grande! Non mi abbandonate, aspettate a me! Io vengo dalla Francia. Bella la francese, Madame Michelle, quindi parla francese lei. Oui, oui. Una frase che lei direbbe a suo marito con amore, con amore. Con amore. Con amore. Sai, è separata, no? No, no, no. Come no? Strano! Incontriamo una signora che non è separata. No, Una ce cosa- l'ho mio marito. Dico una cosa pubblicamente bella a suo marito. Mon amour, je t'aime, je suis à la mer et toi tu es en Autriche à jouer à la trompette. E lui cosa risponderebbe? Je t'aime aussi. Je t'aime aussi, risponde
siete così. Grazie. Mi dico, in Francia d'estate qual è il piatto che si cucina di più? In Francia veniamo in Sicilia per mangiare. Bella, grazie. Grazie, perché effettivamente la nostra cucina... Per questo non rimaniamo in Francia. La nostra cucina è ottima. Cosa che le piace di più? Che so, per esempio stigliolo, pane camevosa, pane e panella? No, Questo pane e cibo- pomodoro. pane punzato, si dice pane punzato. O pane punzato. punzato. Lei è d'accordo con la sua amica? Anche lei è pane punzato? più buono al mondo. Un pochettino di origano ci mettiamo? Origano, sì, a me piace. Origano, Olio, origano e sale. Senza formaggio? Senza formaggio. E un po' di peperoncino. Un po' che peperoncino si alimenta la vita il peperoncino. Solo la vita alimenta. E alimenta il sapore. Eppure il peperoncino è Afrodisiaco. Lei dice te mon amour. Mon amour con peperoncino. Grazie, gentilissimi. Ci vediamo in giro, eh? Va bene. Se vengo in Francia vi verrò a trovare. Va bene. Buona estate. Buona estate. Buon sole, buon mare. No, diciamo. Canzoncina. Ci attemme, no? Ci dedichiamo una canzoncina francese. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Amore, sarà perché ti amo, è un'emozione, sarà perché ti amo, mamma, mamma Maria, 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 mamma Maria, mamma. Capaci, storia, cultura, archeologia, monumenti, tradizione, folklore. Per questo e altro ancora, Capaci ti accoglie. Visita la città e poi ti affacci improvvisamente sul mare aperto. Lì ti aspetta una spiaggia abbastanza lunga di sabbia bianca finissima, bagnata da un bel mare turchese e cristallino. Capaci, passato e presente, da vivere. Molto lieto sono. Dario Vecchi sono. Dario. Dario Vecchi, non posso dimenticare più. Mi sono ammazzato di nervoso. Va bene, grazie a tutti, grazie a Prima Radio che sponsorizza un po' questa situazione. Vogliamo fare un gioco con voi e ci sono dei gadget in premio. I nostri ragazzi hanno i gadget, si chiama il musichiere siciliano. Vuole dire qualcosa lei? Prego. Buonasera, io sono Dario Vecca. Ah, no, questo non l'aveva detto. E che e se lo dimentico cosa succede? Per ogni mazzata non ce le vedo se C'è un vento quello deve mirare bene, professore. Va bene. Allora, attenzione! Ehi ragazzi, mi raccomando, adesso non indovinate tutti stessi siete portare armata, camomilla Signora, te. sì, E già signora. uno viene non le dici grazie sue e va a sentire poi a te del ponte sul bordello. Scusatemi, sono un pochettino addolorato che mi trovavo a Palermo sopra la mia macchina che aveva il difetto quando prendevo una scaffa, la cassetta di Nino D'Angelo me ne scia mentre mi suonava. Dissi ora mi stinnicchio nel sedile e mi aggiungo lo stereo. Stinnicchio che viene dal francese, stinnicchie. Mi stinnicchio con il giravite pronto ad aggiustarmi lo stereo. Sento questa macchina che si stava alzando di dietro. E allora fra me e me mi sono detto, minchia, ma che mi stai chiedendo il sangue in testa? Mi alzo, mi affaccio dal finestrino e c'era un bambino con il click che mi stava alzando la macchina. Che si campezzi cornuta, così proprio mi sono ispirato a te. Si campezzi cornuto, ma che stai facendo? Che zitto ti fissa che mentre tu ti fotti il serio io mi fotti in ruote. Ma come fa, signor? Come fa? Non devi qua poi ci tagliano. 47 anni insieme a Michele. 47 anni insieme a Michele. 47 anni insieme a Michele. Scusate se disturbiamo, non è che per caso avete babbaluce? Cercavamo noi un piatto di babbaluce, non siete palermitane?
Ah, perché io ero convinto che al Medaris non mancherà il piatto di Babbaluce. Pasta a forno nemmeno una vita. Cerchiamo di stare un po'. Ah, Quindi le generazioni moderne che cosa mangiano? Pasta insalata. Questa è l'insalata di mare, L'insalata diciamo. di riso. Ma siamo a mare, scusa, che insalata è? Ora perché? Ok. Perché dico? L'insalata di riso, ci può spiegare la ricetta, come fare a preparare per gli amici di Prima Radio, come si prepara Non lo so, ma l'ha fatta la mamma, quindi non lo so. L'ha fatta la mamma? Si può dire generazione moderna? Lei Non si può dire, non si può dire. Allora signora ci spieghi. Non ci confondete. l'ha fatta lei. Ma lei non è la mamma C'era la di lei. signora in cabina che si è messa all'angolo nascosta. Signora, ci scusi, ci manda Alessandro. Arrivederci, grazie. Volevamo sapere, cercavamo qualcuno che ci mandasse a quel paese. Ok, sono io. Ci manda. Una buona giornata. Va bene, anche a lei. Buona estate, buon mare. Volevamo cantarvi una canzoncina. Prima radio. Volevamo dedicarle una canzoncina, soprattutto alla signora. Perché lei è l'autrice dell'insalata di riso. Sono false, bugiarde. Non volevano prendersi, questa responsabilità. Udilo disse catai all'assari, meglio la morte e no che sto dolori. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume core, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume core, l'amore mio sei tu. Lo primo amore lo feci con te e tu schifiosa ti sta scordando a mia. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume core, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume core, l'amore mio sei tu. La 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 la. Com'è Dario, buona? Insomma, Grazie. si può mangiare. Si può insomma. mangiare, ok. E quindi volete un Comunque consiglio? avete la capacità di farli stare fermi e bloccati. Allora stiamo qua tutto il giorno, ok. Sulle mani. Metti una crozza sopra lo cannone, fui curioso e ci posso ispirare, e da rispondio un gran dolore, moriva senza tocco di campana. Tutti assieme! Lallero, oh, ma siete siciliani o cosa? Non so più di voi. Lallero, 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 lallero. Bravo il nostro primo vincitore che si chiama Francesco. Bravo. Questo gli ha detto ieri sua moglie, chi non lavora non fa l'amore. Questo gli ha detto ieri sua Voi andate in vacanza, hotel 5 stelle, 7 stelle, 8 stelle. Io in vacanza me ne vado campeggio. Io dormo nel sacco a pilo.
Queste volte ci vado solo con un sacco con speranza del tuo padrone. Ma non è Siamo a mare, siamo tutti a mare, siamo a mare, siamo tutti a mare, siamo a mare, siamo tutti a mare, siamo a mare, siamo a mare, siamo tutti a mare, siamo a mare, siamo tutti a mare, siamo a mare, siamo tutti a mare, siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. E siamo tutti là, siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Capaci, storia, cultura, archeologia, monumenti, tradizione, folklore, per questo e altro ancora, Capaci ti accoglie. Visita la città e poi ti affacci improvvisamente sul mare aperto. Lì ti aspetta una spiaggia abbastanza lunga di sabbia bianca finissima, bagnata da un bel mare turchese e cristallino. Capaci, passato e presente, da vivere.